Per alcuni era il simbolo stesso della depravazione, tanto da far installare sul colle di fronte a questo locale una bella croce illuminata la notte. Per altri invece era semplicemente il simbolo del divertimento, della trasgressione per una notte. Ma per altri ancora invece era semplicemente una fonte di reddito e di lavoro, soprattutto per le confezionatrici dei costumi che poi si usavano nel locale. In tutti i casi il Nightclub Elite è stato uno dei luoghi più chiacchierati di tutto il comprensorio euganeo, o meglio quel di Galzignano Terme, che da allora si chiamava la perla dei colli euganei, e qui arrivava gente anche da parecchio lontano. Tra questi, oltre ai visitatori delle terme, che dagli alberghi locali arrivavano proprio per vedere gli spettacoli che si tenevano all'Elite, tra questi, ripeto, c'erano quei Latin lover dell'epoca che arrivavano con le loro auto colorate e rombanti. Tra questi chi è che c'era? C'era anche il famoso bandito della Mara del Brenta, cioè Felice Maniero. Sì, perché lui qui era un noto frequentatore, un assiduo frequentatore, tant'è che gli avevano riservato una stanza particolare. Bene, quindi oggi vi faccio fare un piccolo viaggio indietro nel tempo per ricordare un luogo e un tempo che sono passati e che in ogni caso, nel bene o nel male, hanno segnato un'epoca e un immaginario collettivo, soprattutto tra gli abitanti di Galzignano e limitrofi.
Dopo che abbiamo visto queste immagini, si possono dire tante cose. La situazione, diciamo che rimane così da circa l'anno 2000, quando il locale ha chiuso e da allora è iniziato l'oblio. Ma chi frequentava questo posto? L'abbiamo detto, c'era parecchia gente che arrivava per le cure termali e sostavano negli alberghi attorno, ma però poi venivano qui a vedere gli spettacoli con queste ballerine che non erano un spettacolo molto consueto per la provincia di Padova. Anche loro, le ballerine, arrivavano da parecchio lontano e si sapeva che c'erano delle bellissime russe, delle brasiliane, poi donne dell'est che erano anche le migliori dal punto di vista del ballo e dell'intrattenimento e venivano anche cambiate poi ogni settimana 10 giorni. Come si vede anche nelle cartoline d'epoca, qui la musica era dal vivo, c'era l'orchestrina e poi i clienti potevano essere intrattenuti nelle stanze e anche nei palchetti che c'erano in alto. Ma comunque gli spettacoli non si limitavano all'interno del locale. Ecco, durante la bella stagione si facevano anche all'esterno, nella piscina, poi si prendeva il sole nudo integrale sul terrazzo e questo era possibile appunto perché il luogo era abbastanza appartato. Ma poi alcune ballerine avevano piacere anche di essere ritratte e fotografate nel giardino, ovviamente, e a beneficio di queste persone facoltose, molte delle quali all'inizio soprattutto arrivavano dalla zona di Vicenza, e alcune di queste ballerine avevano anche un rapporto molto buono con i proprietari, tant'è, ecco, c'è anche una cartolina spedita da una certa Eva ad una ragazza, è stata spedita ad una ragazza del posto che era la figlia della proprietaria e qui purtroppo ha raccontato un fatto, un tragico. Questa ragazza di circa 20 anni, pochi giorni dopo essere stata fotografata, come vediamo in questa cartolina, è scomparsa in un incidente stradale sulla strada che porta a Battaglia. Si può anche dire che questa tragedia ha un che di misterioso perché qualche anno dopo, sullo stesso luogo, è morta un'altra ragazza, anche lei legata al mondo del locale, anche se in maniera marginale. Sempre con le stesse modalità dell'incidente stradale, più o meno quasi nello stesso luogo, cioè all'altezza del bacino che c'è prima di arrivare all'abitato di Galzignano. Tuttavia non si pensi che in questo posto c'erano solo entreneuse, spettacoli, trasgressività, no, ma visto anche il luogo collinare, soprattutto la villa storica e il paesaggio, qui si celebravano anche feste nunziali. Questo va detto per onor di cronaca. Cari amici del canale, vi ringraziamo per la visione e se il video vi è piaciuto vi chiediamo un like oppure un commento e non dimenticatevi di iscrivervi a Centro Studi 55. L'iscrizione è gratuita.
e vi consentirà di essere avvisati sui nostri prossimi contenuti. Grazie ancora e ciao!